Domenica dell'Ascensione, anno A, 17 maggio 2026, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Avete sentito il comando di Gesù alla fine del Vangelo di Matteo? Gli 11 andarono in Galilea, proprio come aveva detto l'angelo alle donne che si erano recate all'alba al sepolcro di Gesù. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, vi precede in Galilea. C'è però un particolare di questo Vangelo che rischia di passare inosservato. I discepoli su questo monte dell'Ascensione non sono più 12, ma 11. Matteo dice: questo progetto di Gesù ha avuto una crepa e strada facendo si è incrinato e indebolito. Non per questo però Gesù ha fallito e non è più meritevole di attenzione. E guardate che questo messaggio è un messaggio di grande importanza per chi è sedotto o tentato dal delirio di onnipotenza, di perfezione e non è disposto a confrontarsi con le inevitabili crepe che la vita con il trascorrere degli anni consegna a ciascuno di noi. Con il suo invito agli 11 di recarsi in Galilea, l'angelo educa i discepoli a non idealizzare la vita, a non spaventarsi se nel mondo esiste l'imperfezione e il male, a non disperare per le proprie cadute o le proprie fragilità, perché è dalle cicatrici e dalle crepe sperimentate lungo il cammino della vita che per ciascuno di noi penetra la luce del risorto per illuminare di senso, di speranza il nostro avanzare in questo mondo imperfetto. A San Matteo, per dire tutto questo, bastano 2 parole: 11 e Galilea. E guardate, ho trovato che c'è una pratica giapponese che mette in pratica questo messaggio carico di speranza. L'arte di riparare le ceramiche rotte, come vasi o tazze, evidenziandone le crepe con polvere d'oro. Il messaggio è molto bello. Nel mondo la vera bellezza la si trova nelle cicatrici e nella fragilità. Con questa pratica giapponese, l'oggetto che apparentemente si poteva considerare rotto non viene più visto come uno scarto, ma acquisisce una nuova vita e un valore aggiunto. E quella polvere d'oro della tecnica giapponese altro non è nella nostra storia spirituale se non la presenza
del risorto sempre in mezzo a noi, che ci consegna quell'amore che cura ogni nostra ferita e che ci rimette sempre in piedi. Una seconda riflessione, allora, mi pare ancora possibile. Il Vangelo di Matteo, se avete sentito, termina con quella frase: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È Gesù stesso che dice io sono con voi, e con queste parole il risorto applica a se stesso il nome di Dio. Io sono, per ricordare a noi e a tutte le generazioni che solo Lui, il crocifisso e ora risorto e vivo per sempre, è il volto e la presenza di Dio in mezzo alla nostra storia. Ma si noti la finezza. Solo Gesù può dire io sono con voi, perché solo Lui è Dio. Il che significa che chiunque ha detto, dice o dirà che Dio è con noi, mente ed è un bugiardo. E si esprime in questo modo per usare il nome di Dio al fine di calpestare e dominare il fratello, sempre e inevitabilmente, come lo ha dimostrato la storia e lo sta dimostrando anche oggi. Solo Gesù può usare questa espressione, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E noi come comunità cristiane, nate dopo l'ascensione di Gesù al cielo, dobbiamo guidare la nostra gente a capire e a smontare che chi usa l'espressione Dio con noi per difendere il proprio potere è uno che nomina invano il nome di Dio. Potremmo dire è uno che bestemmia Dio. Nei decenni successivi al Concilio Vaticano II abbiamo faticato a tenere distinta la sfera religiosa e della fede da quella mondana e secolare. Abbiamo parlato spesso dell'autonomia delle realtà terrestri e della sana distinzione che il credente deve attuare perché la comunità cristiana non entri nel mondo della vita sociale e politica con eccessiva ingerenza. Mai ci saremmo aspettati di vivere il rischio opposto. Politiche e potenti capi di Stato impegnati a usare e ad abusare il nome di Dio per legittimare guerre, aggressioni, uccisioni e missioni di morte. Papa Leone, in una omelia in questa Quaresima, all'interno di una parrocchia romana, ha ricordato che qualcuno poi pretende addirittura di coinvolgere il nome di Dio in queste scelte di morte. Ma Dio non può mai essere arruolato dalle tenebre. Dio è colui che viene, è in mezzo a noi per donare sempre luce, speranza e pace all'umanità. E questa di Gesù è la pace che devono cercare tutti quelli che lo invocano e che si affidano a Lui. Buona festa dell'Ascensione a tutti. E la preghiera è un po' in sintonia con questo Vangelo per i bambini. Caro Gesù, anche noi siamo in 11 in classe e per la gita scolastica
andiamo anche noi sul monte. Non lo hai indicato tu il monte, ma è un posto molto bello, con un bellissimo lago. Gesù, in prima eravamo 18 e poi 3 sono tornati con i genitori in Romania e 4 hanno traslocato e sono andati a vivere in altri posti. Anche i tuoi apostoli da 12 sono diventati 11. La maestra dice che è normale partire in tanti per arrivare con qualcuno di meno. Tu però non ti scandalizzi dei nostri dubbi. Tu lo hai promesso. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Un proverbio africano dice che se vuoi andare veloce, vai da solo, ma se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno. Grazie Gesù, perché sei tu che mi doni i compagni di viaggio e ci aiuti ad andare lontano. Grazie.